Sono 75.820 in Veneto i trasportatori monoveicolari, più comunemente chiamati padroncini. Secondo la CGA sono loro, idraulici, elettricisti, falegnami, tassisti, autonoleggiatori con conducente, trasportatori, bus operator e agenti di commercio a pagare il prezzo più alto del caro gasolio. Già un mese fa dai nostri microfoni la Confartigianato Autotrasporti, marca trevigiana, aveva lanciato l'allarme sul costo del carburante. Oggi la guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione. Questa settimana il prezzo è lievitato di circa il 10%, significa che lunedì o martedì i prezzi al distributore saranno tutti per il gasolio almeno sopra i 2 euro. Secondo i dati della CGA di Mestre, il parco mezzi dei padroncini vede quasi 413.000 autocarri, 355.000 veicoli commerciali leggeri, 21.000 motrici, oltre 3.600 autobus. Quella del carburante è la voce che mediamente rappresenta quasi il 30% dei costi totali di gestione delle imprese di autotrasporto, ma anche di tassisti e NCC, che ha visto aumentare esponenzialmente i costi fissi della propria attività con tariffe ferme da anni. Per le aziende di autotrasporto la strada per sopravvivere dunque sembra essere segnata. Aumentare le tariffe di trasporto. Questo andrà a incidere sulla produzione, andrà a incidere sui consumatori, ma noi non possiamo fare diversamente. Farci del male oggi per tenere i prezzi bassi e viaggiare sotto costo significa che domani la nostra azienda potrebbe essere in pericolo. Gli autotrasportatori sono anche costretti a rivedere i propri piani di lavoro. Cominci a selezionare i viaggi, se questo viaggio non si può fare bisogna fermarsi. Ma per i padroncini lo scenario è ancora più complicato. All'aumentare dei costi riduce il suo guadagno fino ad azzerarlo, però oltre all'azzeramento non può andare a rimetterci di tasca propria per voler lavorare, quindi fate bene i vostri conti. Dalla CGA due i versanti sui quali si potrebbe intervenire. Il primo attraverso una riduzione delle imposte, il secondo rivolto specificatamente ai mezzi pesanti, chiedendo all'Unione Europea di modificare le disposizioni in vigore affinché si possa incrementare ulteriormente il credito d'imposta per il rimborso delle accise sul gasolio.